Cioè 19:26, guardate che sole che è uscito. Cosa c'è? Oh Silvano, aspetta Silvio. Ciao Silvio. Bello Silvano, dove sei? Ci salutiamo o facciamo finta? Ci salutiamo, dai. Sì, certo. Ci salutiamo, certo, micio bellissimo. Micio bellissimo. Ti deve togliere questa secca qua, che ce l'hai qua in testa. Guarda che bello al sole. Si sta bene al sole, sì. Certo che si sta bene al sole. Vabbè. Micio bellissimo. Sei pieno di secche. Una, ma ne hai un'altra qua. Sì, secondo me sì. Oggi è carino. Oggi è carino. Devo andare a casa, amico bellissimo. Sai. Bello. Prenditi un po' di sole, ti scaldi le ossa. Ti scaldi le ossicine, amico. Bravo. Bello. Oh, mamma mia, due insieme. Si muove tutto. Già qua, Vado. Cosa c'è? Io vado via. Guarda Silvano che bello. Silvano! Ma guarda che bel Silvio! Ma guarda che bel Silvio! Con questo sole. Devi andare su? Vuoi andare su a mangiare? Andiamo su a mangiare? Dai, ti accompagno, andiamo. Dai, dai, sì, andiamo su a mangiare, dai. Che è ora? Prego, andiamo. Dai, andiamo. Andiamo. Ma vieni su a mangiare? Dai. Sì, uno scalino alla volta. 1000 coccole. Dai. Con calma. Dai. Ma guardate la luna è bellissima. Peccato che quest'iPhone faccia dei video schifosissimi. Ma che bella. E tu? Tu cosa stai facendo qua? Dimmi. Possiamo fare 2 grattugi? Va bene, ti faccio 2 grattugi. Si è buttato lui per farsi grattare. Qua gli piace tantissimo. Qua. No, vieni qua. Dai, vieni. Matto. Sei davvero. Davvero, bue. Ah, vabbè. Aspetta, ti do la mia manina. Sì, adesso ti do la mano, ecco. Sì? Così, ecco, sì, così. Ah, che bello, che bue. Posso grattugiarti un po' qua così, dai. Ti gratto un po', posso qua, così. Qua, senti qua. Dai, che ti piaceva però, No. Sei pazzo. Andiamo, io vado. Andiamo già alla pappa, che oggi non ci siamo visti a pranzo. Andiamo. Sì, ma un po' più piano, gattino. Andiamo. Sì, sono qua. Andiamo di qua. Vieni di qua. Non vedo l'ora di provare a mettere la parete di legno qua, così nessuno ci guarda più dopo. Possiamo stare tranquilli, beati. Andiamo. Ah, ma non c'è neanche Franz a casa.
A quest'ora non c'è neanche lui a casa. No, non darmi le botte al piede, to. Vabbè, come vuoi. Vieni. Ma devi mangiare, Riuscirò a fare casino? Certo. Aspettate. Sappiate che ho già sbeccato il piatto. Uno dei piatti nuovi. Sì. C'è una puzza qua dentro di questa maledetta verdura. Sembra odore di marcio. È che, ahimè, fanno sto odore qua, ste verdure. Non è per niente bello entrare in casa e sentire sta puzza, devo dire. All'ingresso di casa poi si sente tremendamente, perché lo scarico del lavandino, perché l'acqua che c'era dentro la pentola, perché per cuocere sotto pressione, a pressione, si deve mettere un cincin di acqua qua in fondo, no? Quell'acqua là ha una puzza tremenda, buttata giù per lo scarico del lavandino. Lo scarico va a finire di là dalla lavatrice e di là c'è un odore infernale, che pensavo fosse la lavatrice che faceva sta puzza. No, poi ho ragionato, ho detto no, hai fatto la verdura, non può essere altro che la verdura. Vabbè, comunque mi sono già lavata in pigiamata. Sì, ho già fatto, perché sennò poi viene tardi e non ho più voglia di andare a lavarmi. Già il fatto che devo sempre stare là a lavare i denti, passare il filo interdentale, che io non sono una che ha tanta pazienza di fare quel lavoro là, lo sto facendo tutti i giorni, per l'amor di Dio, però per me è un peso enorme. Vabbè, già il fatto che devo fare quello prima di andare a dormire, almeno mi sono già lavata il resto, devo solo fare quello. Vabbè, questa sera mangio un po' di verdure, che è metà piatto in realtà, più o meno, un po' di patate e mi apro una scatoletta di tonno. Questa sarà la mia cena. Niente di che, ma d'altronde io fatica non ne faccio durante il giorno, quindi non è che io abbia tutta sta gran fame, cioè, diciamolo, io non ho tutta sta fame e quindi mi faccio un pasto un po' così. Patate ne mangerei a volontà. Io vivrei di patate, che le patate non è che facciano tutto sto bene, insomma. Vabbè, comunque, niente, basta. Avete visto che tramonto prima, che sole spettacolare, cioè una roba stupenda. E quando la sera, quando è ora di andare a dormire, no, andare a dormire no, perché è troppo presto, però viene bello la sera. Fa brutto tutto il giorno e poi la sera sole splendente, tempo 5-10 minuti, poi tramonta, ciao, è finito il giorno. Cioè, vabbè, domani con questa verdura qua potrei farci una pasta, un riso, un couscous, solito, ormai lo sapete, io faccio sempre queste cose qua, perché ci saziano tanto, sono piatti unici, ci saziano tantissimo e sono anche sani alla fine. Oddio, con tutte le salse che metto io forse no, tutta la soia che metto io, però sono comunque abbastanza sani, sono abbastanza equilibrati. Alle volte forse ci sono troppi carboidrati rispetto al resto, però chi se ne frega, di sicuro non è roba confezionata. Ho anche acceso il fuoco perché lì vedete ho tutta la biancheria da stendere, ahimè devo fare anche quel lavoro, e che pensavo che Franz fosse già a casa, quindi pensavo che il fuoco fosse già acceso, invece no, quindi l'ho acceso tardi e vabbè, comunque che bello vedere tutto tagliato e in ordine, è tutta un'altra visione così. Lì c'è roba per terra, voi non l'avete vista, quella piantina è sempre rovesciata perché non pesa niente quel vasetto e quindi ogni volta che fa un po' di vento, a parte che è decisamente bruttino, non c'è neanche più colore questa roba. Vabbè, comunque è pieno anche di ragnatele. Devo lavare, devo pulire anche tutto il poggiolo qua, lavare proprio con acqua e detersivo, come faccio ogni anno in realtà. Lo faccio una volta, poi butto tutto, spruzzo il veleno e poi per tutta l'estate sono tranquilla. Prossimamente farò anche questo lavoretto. Bue di fuori. Bue! Ciao Bue! Cosa fai là fuori? Hai mangiato? Era buono? No, tu anche hai già mangiato. Rompipalle. Vieni che è pronto qua. Cioè, per me è pronto, non per te. Allora, io vi saluto già.
Vi saluto già, è domenica e ho mal di testa oggi. Oggi ho mal di testa. Devo ancora fare colazione, quindi fatta colazione prenderò un occhi. Adesso che cosa ho in mente di fare? Di disfare il letto e cambiare lenzuola. Cambiare, lavare queste e magari rimettere queste. Così nel frattempo prende bene aria anche il materasso. Quindi adesso faccio questo lavoretto qua. E poi non lo so, poi credo chiuderò il video perché teoricamente faremo lavori di fuori e quindi inizierò un altro vlog. Intanto disfo il letto. Cosa c'è? C'è un po' di roba per terra? Eh sì, e ti c'è qualcosina. C'è un po' di roba, eh? Adesso le lenzuola le buttiamo a lavare. Queste mommy le buttiamo a lavare. Questi sì. Questi invece li sbattiamo. Certo, casino, faccio casino come sempre. Sì, lo so che a te piacciono questi tappeti. Li adora. Vai, fai qualcosa? No, niente. Gatti sì e sai. Ho anche un po' male all'orecchio.